Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto, ben trovati all'appuntamento con Onda Libera che apriamo stamani al volo in collegamento con Pavia e con il sindaco uscente Alessandro Cattaneo che come altri 146 candidati sindaci domenica sarà sottoposto al voto, al ballottaggio. Si vota in 146 comuni, tra i quali appunto la città di Pavia. Buongiorno ad Alessandro Cattaneo innanzitutto. Buongiorno a voi, buongiorno. Come sapete Alessandro Cattaneo è esponente della coalizione di centrodestra, Forza Italia il suo partito, ha governato per 5 anni la città di Pavia, risultando anche il sindaco più amato d'Italia. Qualcuno potrebbe dire, Cattaneo, come mai dal 67% del sondaggio per il Sole 24 Ore si è ritrovato al ballottaggio? Glielo chiedo subito, gliel'avrò già chiesto ovviamente. Un conto è un sondaggio in cui uno dice un apprezzamento per il sindaco e quindi molti magari anche dall'altra parte danno un consenso. Cosa diversa è poi quando ci sono gli schieramenti che scendono in campo. Purtroppo soprattutto nella sinistra c'è molta ideologia, quindi sono tanti che mi incontrano di sinistra e dicono: tu sei bravo, sei il miglior sindaco che Pavia ha avuto, però sai, io sono di sinistra, quindi non posso neanche prendere in considerazione di votarti. Nel 2014 fa un po' specie questo tipo di atteggiamento, ma un po' esiste. E poi dal punto di vista dei flussi elettorali è evidente che abbiamo pagato pegno per il vento nazionale, il voto alle europee è stato un voto duro, da cui il centrodestra, in particolare il mio partito, deve fare una profonda autocritica e riflessione. Io, se i dati di domenica scorsa li leggo in altro modo, è stato uno straordinario successo, perché abbiamo chiuso lo spoglio delle europee con Forza Italia al 17% e poi abbiamo fatto un 47% come risultato della coalizione per il comune. Quindi questo vuol dire che in fondo c'è stato un grandissimo balzo fatto soprattutto dalla buona amministrazione, che non solo io ma una squadra che a Pavia ha lavorato sodo e ha lavorato tanto in questi anni, evidentemente ha fatto la differenza. Ora siamo tutti impegnati perché la differenza possiamo veramente farla domenica al ballottaggio. Ecco, sindaco Cattaneo, lei ha lavorato, ha governato anche con la Lega ovviamente, e si parla adesso di ricostruzione di un rassemblement di centrodestra. Queste elezioni hanno un significato anche in questa chiave più ampia? Assolutamente sì, io ho un ottimo rapporto con la Lega Nord, ho il vice sindaco che è Matteo Mognaschi, che è il referente federale di tutti i giovani del movimento Giovani Padani, e quindi ha anche un ruolo sovralocale. Prima il mio vice sindaco era Gianmarco Centinaio, oggi senatore. Abbiamo sempre lavorato a più mani con loro, abbiamo sempre avuto un rapporto profondo, vero, diventato poi anche amicizia, quindi io con la Lega Nord non esito mai, anche quando ho occasione sui palcoscenici nazionali, di raccontare come la buona amministrazione di un'alleanza di centrodestra nei territori dia poi dei risultati e dei riscontri positivi. Governiamo anche regioni importanti insieme, abbiamo governato il paese. Io credo che bisogna tornare a guardare più a ciò che ci unisce rispetto a ciò che ci divide. Ognuno deve portare dentro in maniera anche forte la propria identità e i propri valori, però poi si può trovare una sintesi e da lì soprattutto pensare alla buona amministrazione sui cittadini. Sindaco, io so che lei ha pochi minuti perché naturalmente è in giro in Vespa, non credo in questo momento esatto, no, non credo in questo momento esatto, però sta girando in Vespa la città. Sono al mercato, adesso sono al mercato di Pavia, che come tutti i mercoledì mattina c'è, e io sono tra la gente, non da oggi, non da qualche settimana, ma da tutti i 5 anni. Siamo veramente un'amministrazione che è stata in mezzo alla gente. Ecco, Cattaneo, una cosa però gliela voglio chiedere. Lei ha anche un ruolo importante in ANCI, l'associazione che rappresenta i comuni italiani, e è un sindaco apprezzato, dicevamo prima. Come si fa a fare il sindaco nelle condizioni in cui sono i comuni italiani oggi, soprattutto sotto il profilo della finanza pubblica? Qui abbiamo spesso parlato delle regole molto dure anche e soprattutto per le amministrazioni cosiddette virtuose, cioè capaci, che sono riassunte nel patto di stabilità o di stupidità, come l'ha ribattezzato qualcuno, in primis il presidente della Lombardia Maroni. Comunque, al di là di questo, come si fa a governare? Cosa si può realisticamente fare nella condizione di sindaco di una città virtuosa, cioè bene amministrata?
Allora, da un lato bisogna non trovare scuse verso i cittadini, perché come può esserci la famiglia, che in questo momento sono tante, si attraversa un momento di difficoltà e non può chiedere aiuto a nessuno, come c'è l'imprenditore, la partita IVA, il commerciante che vive un momento di difficoltà e non può chiedere a nessuno un aiuto e non può chiedere scuse, così nei confronti dei cittadini io da pubblico amministratore non voglio chiedere scuse. Dall'altra parte invece con grande forza bisogna chiedere al governo centrale ma veramente di cambiare completamente la prospettiva politica nei confronti delle amministrazioni locali. Noi pretendiamo autonomia e chiediamo anche responsabilità, perché autonomia vuol dire che uno nel proprio territorio deve poter fare le politiche che meglio ritiene, dall'altra parte però va anche responsabilizzato, perché poi non vogliamo che ci sia qualche amministratore che deve pagare per le inefficienze e gli sprechi di altri. Questo non va bene, questo deve essere assolutamente una chiave per una vera e matura autonomia. Ultima domanda, ultimissima. Il governo ha annunciato, anzi il Premier in questi giorni, una richiesta di attivazione dei sindaci per far ripartire le opere pubbliche, le piccole opere. Come si concilia il mantenimento delle regole che congelano le casse dei comuni, anche quelli ben gestiti, cioè il patto di stabilità, con questa richiesta da parte del governo ai sindaci via mail? Fatemi sapere quali sono i vostri cantieri fermi che ci pensiamo noi. Ma ha il sapore un po' demagogica questa cosa, anche perché voglio dire, Renzi ha fatto il sindaco, dovrebbe ben sapere che non c'è bisogno di mandare mail al Presidente del Consiglio, basterebbe che ci si dessero delle regole più fluide, fuori dai vincoli della burocrazia, con più potere ai sindaci virtuosi e meno a quelli che sperperano per poter far ripartire il paese. Quindi, come dire, dateci in mano a noi le chiavi davvero delle nostre città, liberateci dalla burocrazia e poi ci pensiamo noi senza mandare delle mail. Due flash. Luca Ricolfi ha detto Alessandro Cattaneo credo sia l'unico in grado di rinnovare lo schieramento alternativo al PD. Allora non è che magari Alessandro Cattaneo diventa sindaco per la seconda volta e poi prende il volo verso gli scenari della politica nazionale? Primo. Secondo, domanda classica ma direi pragmatica, quali sono le priorità nel caso ridiventasse sindaco di Pavia? Le cose da fare in primis per la città? Inizio da questo, in primis bisogna occuparsi della propria città con cura quotidiana, quindi una città più pulita, ci chiedono i cittadini, una città più decorosa, una città dove i marciapiedi sono in ordine, dove le strade sono senza buche, dove quando uno esce orgoglioso della propria città. Questo alla fine, cioè un cittadino in primis chiede al proprio sindaco. Poi dobbiamo anche prepararci al meglio ai grandi eventi. Expo per esempio, grazie anche a un grande lavoro dell'assessorato della cultura che è sempre stato amministrato da esponenti della Lega, abbiamo fatto grandi cose portando nomi come Monet, Renoir, Pissarro. Domani ci prepariamo per una mostra su Gauguin proprio in virtù di un ruolo da protagonista di Pavia verso Expo 2015. Invece riguardo all'altra osservazione, io mi candido a Pavia per fare il sindaco di Pavia e non altro. Poi se come tutti coloro che fanno politica ogni tanto uno dice la sua sugli scenari nazionali in maniera costruttiva per poter veramente dare un valore aggiunto allo schieramento in cui uno milita, questa è passione, questa è politica, ma la priorità ovviamente è fare bene il sindaco della città in cui uno viene eletto, come io e tutta la coalizione, gli amici della Lega Nord e tutti gli altri stiamo cercando di fare con tutte le nostre forze nella città di Pavia per il ballottaggio di domenica, seggi aperti alle 7 alle 23. Mi raccomando tutti a votare a Pavia. Bene, buon lavoro allora ad Alessandro Cattaneo, candidato Grazie, sindaco a Pavia per il centrodestra e Lega Nord. Buon lavoro a Cattaneo. Buongiorno. Bene, a proposito di sindaci, tutt'altra notizia è arrivata in primo piano questa mattina, l'abbiamo già data, adesso c'è qualche aggiornamento. A Venezia arrestati il sindaco del PD e svariati altri politici, alcuni della sponda opposta di Forza Italia. Bufera giudiziaria con l'arresto del sindaco Giorgio Orsoni, messo ai domiciliari,
dell'assessore regionale Renato Chisso e di altre 33 persone, tra cui 2 ex presidenti del magistrato alle acque della città di Venezia. Le ipotesi di reato a vario titolo: corruzione, concussione e riciclaggio. Nell'inchiesta su presunti fondi neri accumulati dagli allora vertici di un'azienda operante nella costruzione del sistema MOSE per la difesa di Venezia dalle acque alte, anche una richiesta di arresto per Giancarlo Galan, ex presidente del Veneto, ex ministro con Berlusconi, ora parlamentare. La cosiddetta inchiesta sul MOSE parte da lontano e, scrive l'ANSA in prima pagina stamani, ha preso avvio da un filone di indagine per presunte mazzette relative ad opere autostradali lungo la A4 riguardanti una società presieduta da Lino Brentan. Patteggiata la pena per quella vicenda, Brentan oggi è tra gli arrestati per la nuova indagine della Procura di Venezia. Da quel filone la Guardia di Finanza è giunta ai presunti fondi neri creati da Pier Giorgio Baita, all'epoca dei fatti ai vertici della società Mantovani, società leader nella realizzazione del MOSE e all'interno del concessionario unico Consorzio Venezia Nuova. Gli inquirenti sono riusciti poi a risalire agli allora vertici con l'arresto ai domiciliari del presidente del consorzio Giovanni Mazzacurati e di altre persone. Nei giorni scorsi, nel quadro del filone riguardante l'ex presidente della Mantovani, l'invio di uno stralcio del fascicolo al Tribunale dei Ministri per l'ex ministro Altero Matteoli, il cui nome è venuto fuori in questa vicenda. Il Comune di Venezia parla della prima prova tecnica del MOSE pochi giorni fa con il sindaco, ricorda l'ANSA, che chiedeva i fondi per l'opera. Il 12 ottobre 2013 il MOSE aveva compiuto i suoi primi passi con la movimentazione di 4 paratoie alla bocca del Lido di Venezia. Presente alla prova tecnica anche il sindaco Orsoni, che esprimeva la sua soddisfazione per il lavoro fino allora svolto, confermando la sua fiducia affinché fossero garantiti da parte del governo i fondi per ultimare l'opera e renderla al più presto operativa. Dell'indagine in corso il sindaco aveva parlato, lo ricorda anche il sito di Repubblica TV, aveva parlato in questi termini soltanto non molto tempo fa, a dire il vero, il 3 luglio scorso. Consorzio Venezia Nuova, lei ha avuto contributi? Io dal consorzio direttamente non credo, anche se di queste cose si è occupato il mio mandatario elettorale. Lei comunque è tranquillo in merito all'inchiesta, intendo? Io sono tranquillissimo, forse c'è qualcun altro che è meno tranquillo e che vuole fare un po' di fumo. Così il sindaco di Venezia, oggi arrestato, Orsoni, ma Repubblica TV ha raccolto anche qualche considerazione dell'assessore all'ambiente di Venezia Gianfranco Bettin, della stessa giunta del sindaco arrestato. Se ne parlava da un po' di tempo, la portata dell'indagine era già chiara dalle prime fasi che avevano portato comunque a importanti interventi della magistratura, insomma, sia arresti sia avvisi di garanzia. La settimana scorsa era arrivato quello per l'ex ministro Matteoli. Sorprende la vicenda specifica del sindaco di Venezia, perché da quanto si capisce avrebbe una posizione diversa, però per ora il quadro è quello di un'indagine che già si configurava e si è rivelata pesantissima, giustamente pesantissima, perché bisogna fare pulizia radicale senza guardare in faccia a nessuno. Questo MOSE sembra davvero un progetto senza pace, doveva proteggere Venezia dall'acqua alta, sembra invece aver protetto gli affari più o meno loschi di un sacco di gente. Sì, ma è quello che inascoltati molti, tra cui noi, abbiamo detto da tanto tempo, al di là dell'aspetto tecnico dell'opera, diciamo, il modo in cui è stata realizzata senza gara, la crescita abnorme attorno all'operazione di aziende del tutto fuori controllo, il rapporto strettissimo tra politica e alcune imprese in particolare ha creato le condizioni perché capitassero
succedessero cose del genere. Come si riparte adesso? Nel senso, immagino che questa mattina sia una situazione un po' paradossale e particolare lì a Venezia, in comune, e i primi passi per cercare di rialzarsi dopo questa botta. Intanto c'è un aspetto tecnico formale non di secondo piano, che è il primo problema che abbiamo di fronte, ed è se siamo di fronte alla decadenza del sindaco o alla reggenza per i prossimi 6 mesi, cioè fino alle elezioni, da parte del vice sindaco, e dunque se l'amministrazione resta in carica. Tra l'altro stiamo facendo il bilancio in questi giorni, insomma cose di grande rilievo per la città, o se si scioglie, nel qual caso c'è il commissariamento e fine. Insomma, al di là di questo è chiaro che occorre una ripartenza totale su basi completamente diverse. Per quanto riguarda la realizzazione del Mose, nel senso i lavori, tutto quell'aspetto lì? I lavori sono molto avanti ormai, è difficile immaginare che si smonti materialmente ciò che è stato finora fatto. Bisogna che venga fatta pulizia, si discuta solo della parte tecnica, cosa serve oggi per difendere Venezia dalle acque alte, e non chi approfitta di questo problema per arricchirsi o costruire cordate affaristico-politiche, come secondo la magistratura e secondo tanti che lo dicono da tempo è successo in questi decenni. Ricordate Su e Giù? Il sistema Sulla questione di Venezia e dell'arresto del sindaco abbiamo letto stamani l'articolo del Gazzettino di Venezia, che poi puntualizza in relazione ad altri aspetti. Anche Orsoni sarebbe stato finanziato dal Consorzio Venezia Nuova, questo era già uscito peraltro l'anno scorso. Imprese del Consorzio Venezia Nuova avrebbero finanziato la campagna elettorale del sindaco di Venezia Orsoni. Emergeva dal rapporto che la Guardia di Finanza aveva consegnato alla magistratura per accompagnare le intercettazioni telefoniche e gli altri atti che hanno portato al terremoto giudiziario intorno alla costruzione del Mose. Finanziamenti regolari denunciati dal sindaco, lo aveva precisato lo stesso sindaco. Insieme a lui aveva ricevuto finanziamenti anche il consigliere regionale del PD Gian Pietro Marchese, arrestato però anche lui a distanza di quasi un anno questa mattina. Negli atti che sono stati consegnati agli avvocati per giustificare i provvedimenti cautelari per Giovanni Mazzacurati, ex presidente del Consorzio, e altre persone, c'erano già invece molti omissis.
Probabilmente fra questi omissis, cioè nomi non detti appunto, ci sono anche i nomi di alcuni politici e funzionari che potrebbero essere stati corrotti. Le indagini sono andate avanti da quell'epoca, dal luglio dello scorso anno, ancora per quasi un anno fino ad oggi. Anche il consigliere regionale del PD, Gian Pietro Marchese, di Jesolo, è destinatario delle attenzioni della magistratura e era già uscita anche la storia di 50.000 euro al tesoriere del PD, una mazzetta da 50.000 euro a consegnarla in contanti in occasione della campagna elettorale del 2010 Pio Savioli, una specie di uomo bancomat dei fondi neri. Ci sono le prove, documenti e intercettazioni, tutto nel maxi fascicolo disseminato da parecchi omissis dell'inchiesta lagunare veneziana che ha travolto il consorzio Venezia Nuova, concessionario unico per la realizzazione del Mose. Questo era uno degli episodi che chiamavano in causa appunto un altro dei personaggi, ma le notizie di cui stiamo dando conto risalgono già a luglio del 2013. La questione delle 50.000 euro di mazzetta era uno degli episodi che chiamavano in causa Gian Pietro Marchese, esponente di spicco del PD Veneto, consigliere regionale, ripescato in consiglio regionale primo fra i non eletti, presidente di Ames, la società che raggruppa le farmacie comunali di Venezia, ex segretario organizzativo del Partito Democratico, ex DS, nonché responsabile della Fondazione Rinascita, proprietaria di tutte le sedi del vecchio PC, PDS, DS, PD, per un patrimonio calcolato in quasi 3 milioni di euro. Non sarebbero stati quelli, peraltro, gli unici soldi che Marchese avrebbe incassato nell'ambito dei finanziamenti illeciti di cui è costellata l'informativa firmata dal comandante del nucleo di polizia tributaria delle Fiamme Gialle di Venezia già quasi un anno fa. I quattrini da dispensare arrivavano dalle consorziate del consorzio Venezia Nuova, anche quelli per l'esponente di spicco del PD Marchese, giusto appunto. Una delle più attive sul fronte risultava essere la cooperativa San Martino di Chioggia, una vera e propria banca parallela per Savioli e compagni, al quale vengono consegnati almeno 600.000 euro soltanto nel biennio 2005-2006. Guarda caso è dalla verifica fiscale alla San Martino, alla cooperativa, che scoppia lo scandalo del consorzio Venezia Nuova. Il nome di Marchese spuntava anche nella trascrizione di quanto registrato da una microspia installata dai finanzieri nell'ufficio di presidenza del Coveco, uno dei soci pesanti del consorzio Venezia Nuova. Era l'8 giugno 2011. Il dialogo riportato era fra Franco Morbiolo, capo del Coveco, e appunto l'esponente di spicco del PD Marchese. Il tema affrontato, un appalto pilotato, quello che di fatto portò all'arresto con l'accusa di turbativa d'asta, fra gli altri, del monarca del consorzio Venezia Nuova Giovanni Mazzacurati e anche di Savioli, componente del consiglio di amministrazione di consorzio Venezia Nuova e collaboratore di Coveco, nonché ritenuto uomo bancomat delle mazzette Savioli. Una gara indetta in 3 stralci dall'autorità portuale di Venezia per lo scavo di canali di navigazione con importo totale 12 milioni e mezzo di euro. Una gara che, su disposizione di Mazzacurati, doveva essere vinta dalle piccole imprese con un ribasso molto al di sotto del 50-54% mediamente applicato e da cui le grandi imprese impegnate nel Mose dovevano astenersi, compresa la Mantovani di Pier Giorgio Baita, che finì in carcere il 28 febbraio dell'anno scorso per associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale. Morbiolo disubbidì agli ordini partecipando al secondo stralcio e scatenando le ire di Mazzacurati, arrabbiatissimo, che minacciava ritorsioni. Di questo parlano i due, l'imprenditore e il politico del PD. Marchese, a conoscenza della Combin, concorda sul fatto che Mazzacurati pensa di essere onnipotente, pensa di fare tutto, dice lo stesso esponente del PD Gian Pietro Marchese, consigliere regionale ripescato appunto in consiglio regionale del Veneto. Mazzacurati pensa di poter fare tutto. Mazzacurati fu poi sentito dal sostituto procuratore titolare dell'inchiesta, viene definito dalla procura il grande burattinaio non solo del consorzio Venezia Nuova, che gestisce l'opera faraonica del Mose, costo finale stimato in 6 miliardi e mezzo di euro, bensì dello scenario politico-economico dell'intera regione, fra i suoi fedelissimi Savioli, l'uomo bancomat, impegnato a ritirare e recapitare i soldi
per creare il consenso generalizzato necessario a non disturbare il manovratore. Il Gazzettino pubblicava già un anno fa una foto dell'inchiesta, una foto del 2011, maggio, dove sta scendendo dall'Audi 5 A5 di Stefano Tomarelli, altro consigliere del Consorzio Venezia Nuova, e tiene stretta la borsa nera da cui non si separa mai Mazzacurati. Per quanto riguarda ancora il Gazzettino di oggi, invece, c'è in primo piano anche la vicenda della Palladio Finanziaria SPA. Perché? Perché sono stati fermati personaggi di spicco, oltre al sindaco di Venezia e all'assessore regionale alle infrastrutture Chisso. Il sindaco di Venezia è accusato di finanziamento illecito per 400.000 euro. Il consigliere regionale del PD Gianpietro Marchesi, di cui abbiamo appena parlato, è stato fermato pure lui. Il presidente del Coveco, una delle cooperative consorziate in Consorzio Venezia Nuova, Franco Morbiolo. Il generale in pensione Emilio Spaziante, casertano e fino al 4 settembre 2013 comandante in seconda della Guardia di Finanza. L'europarlamentare Lia Sartori di Forza Italia, ex presidente del Consiglio regionale, in carica ancora un mese, per cui servirà autorizzazione per i domiciliari. E il vicentino Roberto Meneguzzo, fondatore e amministratore di Palladio Finanziaria SPA, una holding diventata punto di riferimento della finanza nell'intero nord-est e non solo. E a proposito della Palladio, già era stata perquisita la Palladio, definita il salotto buono della finanza del Triveneto, questo già nel luglio dello scorso anno, quando ci fu la prima botta di queste indagini, per così dire. Contratti, personal computer anche portatili, materiale documentale cartaceo e informatico, tutto questo era stato sequestrato nel luglio scorso dalla Guardia di Finanza negli uffici della Palladio Finanziaria SPA, il salotto buono della finanza non solo veneta ma dell'intero nord-est, protagonista di partite finanziarie importanti come quella di Fonsai Ligresti, Unipol o di Generali. A disporre il decreto di perquisizione nella sede madre di Palladio a Vicenza e in quella distaccata di Milano era stato nel luglio scorso il sostituto procuratore della Procura di Venezia Paola Tonini, titolare dell'inchiesta sul Consorzio Venezia Nuova, che portò all'arresto, dicevamo, dell'ingegner Giovanni Mazzacurati, il dominus del Consorzio, che si era dimesso dalla carica di presidente una decina di giorni prima dell'esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare. Cosa c'entra la holding, la finanziaria, amministrata dal fondatore, il vicentino Roberto Meneguzzo, e da Giorgio Drago con il Consorzio Venezia Nuova, concessionario unico per le opere di salvaguardia della laguna, in primis del Mose, cioè il progetto di dighe mobili contro l'acqua alta, del costo a regime di 6 miliardi e mezzo di euro. Cosa c'entra dunque la Palladio Finanziaria di Meneguzzo, del finanziere vicentino Meneguzzo e di Giorgio Drago, con il Consorzio Venezia Nuova? C'entra perché, secondo quanto è emerso dalle indagini della Procura, che contesta il reato di turbativa d'asta in merito a un appalto da 12 milioni e mezzo di euro indetto dall'autorità portuale, da quanto è emerso la PM, la pubblico ministero titolare dell'indagine, Tonini, vuole scandagliare consulenze, finanziamenti, contributi assegnati da Consorzio Venezia Nuova a società o persone fisiche. È presumibile dunque che Palladio Finanziaria abbia incrociato i propri interessi e quelli di soci e società partecipate con Consorzio Venezia Nuova, una specie di Moloch in grado di drenare e gestire con grossa discrezionalità i miliardi stanziati dallo Stato attraverso la legge speciale per Venezia. Gli intrecci erano molto fitti e contigui, apparivano tali anche l'anno scorso, perché Palladio Finanziaria, che attraverso Ferac e poi FT è anche azionista di peso di Assicurazioni Generali con il 2,2%, a Venezia ha legami molto forti con Est Capital, che è la società di gestione del risparmio che ha importanti progetti al Lido di Venezia, dalla riqualificazione degli hotel Excelsior e The Ben all'ospedale al mare, un'operazione quest'ultima da 55 milioni di euro, con l'obiettivo di costruire una darsena con posti barca, per la quale Palladio ha versato rate per 32 milioni. Est Capital, che non era direttamente coinvolta nelle indagini, ha tra i suoi principali azionisti, con il 20%, Eta Finance, che fa capo a Palladio Finanziaria per il 70% e a Veneto Banca per il restante 30%. A Est Capital fa capo anche Real Venice 2, uno dei fondi immobiliari impegnati nei progetti al Lido,
le cui quote erano state sottoscritte in maggioranza da 3 grandi aziende, poi consorziate in Consorzio Venezia Nuova per la costruzione del Mose. Grandi lavori Fincosit, Condotte e quell'impresa Mantovani finita nell'occhio del ciclone nell'ambito di un'altra inchiesta della Procura di Venezia, coordinata dal PM Stefano Ancillotto e culminata con l'arresto del patron di Mantovani Pier Giorgio Baita nel febbraio 2013 per associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale. Mantovani è stato peraltro spesso al fianco di Palladio Finanziaria in importanti operazioni immobiliari, per esempio nella Summano Sanità, società che ha guidato la costruzione dell'ospedale di Tiene. A condurre le indagini tanto sul Consorzio Venezia Nuova che sul numero 1 di Mantovani Baita, sull'amministratore di Mantovani Baita, erano gli stessi finanzieri che hanno poi perquisito anche l'abitazione di Meneguzzo, del numero 1 di Palladio Finanziaria, e il suo domicilio al prestigioso hotel del Lido Excelsior, che fa parte della galassia Est Capital, che ha incroci azionari appunto con la Palladio Finanziaria. Questo per quanto riguarda l'arresto del sindaco di Venezia e dell'assessore regionale alle infrastrutture in Veneto. Poi, se ci sono altre notizie, naturalmente ve le daremo mano a mano. Anche il Corriere del Veneto si occupa di questa questione. Era nell'aria da più di un anno, quasi un anno in sostanza, anzi dal febbraio del 2013, dopo gli arresti dei manager della Mantovani e del Consorzio Venezia Nuova, Baita e Mazzacurati, i PM che hanno lavorato all'inchiesta Mose, Paola Tonini, Stefano Ancilotto e Stefano Buccini, erano concentrati su quell'obiettivo. Il vaso di Pandora è stato aperto, scrive il Corriere del Veneto, e la nuova Tangentopoli veneta è esplosa con la forza di una bomba. 35 le misure cautelari eseguite stamani dal nucleo di polizia tributaria di Venezia. Tra i destinatari l'assessore regionale alle infrastrutture Chisso, il consigliere regionale del PD Marchese, il sindaco di Venezia Orsoni. Ma è solo il vertice di una piramide di nomi eccellenti, tra gli altri 2 magistrati alle acque, Patrizio Cuccioletta e Maria Giovanna Piva, il presidente del Coveco, cooperativa impegnata nel progetto Mose, Franco Morbiolo, il generale in pensione Emilio Spaziante e l'amministratore della Palladio Finanziaria Meneguzzo. C'è una richiesta anche per Giancarlo Galan, senatore. Per procedere al suo arresto occorre il placet della Commissione del Senato. Le accuse per tutti: corruzione, concussione e riciclaggio. L'indagine della finanza era partita ben 3 anni fa. Lo scorso anno l'arresto di Pier Giorgio Baita ai vertici della Mantovani, società colosso nel campo delle costruzioni, e poi l'arresto dopo qualche mese di Giovanni Mazzacurati, ingegnere, padre del Mose. Un chiarimento della posizione del sindaco Orsoni posto ai domiciliari è l'auspicio espresso dal collegio dei difensori del sindaco PD di Venezia, collegio formato dagli avvocati Daniele Grasso e Maria Grazia Romeo, che definiscono poco credibili le vicende contestate. La difesa del professor Orsoni, dicono i suoi legali, esprime preoccupazione per l'iniziativa assunta e confida in un tempestivo chiarimento della posizione dello stesso sul piano umano, professionale e istituzionale. Le circostanze contestate nel provvedimento paiono poco credibili. Gli si attribuiscono condotte non compatibili con il suo ruolo e il suo stile di vita. Le dichiarazioni di accusa vengono da soggetti già sottoposti a indagini, nei confronti dei quali verranno assunte le dovute iniziative, dicono gli avvocati del sindaco di Venezia. Gli arresti eccellenti, tra i quali appunto quello del sindaco e dell'assessore regionale, partono, scrive ancora il Corriere del Veneto, da un'inchiesta della Guardia di Finanza di 3 anni fa. Il pool dei pubblici ministeri aveva scoperto che l'ex manager Mantovani Baita, con il beneplacito del braccio destro Nicolò Buson, aveva distratto fondi relativi al Mose in una serie di fondi neri all'estero. Il denaro veniva portato, secondo gli inquirenti, da Claudia Minutillo, ex segretaria personale di Galan, poi divenuta imprenditrice. Il denaro era portato a San Marino e i soldi riciclati da tale William Colombelli, grazie alla propria azienda finanziaria BMC. La Guardia di Finanza ha scoperto che almeno 20 milioni di euro occultati erano finiti in conti esteri oltre confine, probabilmente indirizzati a politici e ad altri destinatari. La circostanza ha fatto scattare l'operazione di questa mattina all'alba. Dopo questa prima fase, lo stesso pool della Guardia di Finanza aveva portato in carcere Giovanni Mazzacurati ai vertici del Consorzio Venezia Nuova l'anno scorso. Mazzacurati era stato definito il grande burattinaio di tutte le opere relative al Mose.
Infine il ritratto del sindaco di Venezia Orsoni, 67 anni, avvocato amministrativista, erede dello studio di Feliciano Benvenuti, primo procuratore di San Marco, vicepresidente della Biennale. Giorgio Orsoni fu eletto sindaco di Venezia l'8 aprile 2010, vincendo al primo turno sul candidato eccellente del centrodestra Renato Brunetta. Compito arduo quello di Orsoni, scrive il Corriere del Veneto, venire dopo il sindaco più amato di sempre, Cacciari, in un momento critico per la città. Casse del comune sempre più vuote per la crisi del Casinò e la fine dei fondi della legge speciale. Orsoni si trovò a dover gestire, tra gli altri, i molti problemi economici e giudiziari del ponte di Calatrava, costato come 5 ponti sul Canal Grande, il buco del nuovo Palazzo del Cinema al Lido, e la questione del passaggio grandi navi a San Marco, che lo ha messo in conflitto anche col suo vecchio amico Paolo Costa, presidente del porto. Era stato proprio Costa, sindaco, a volerlo assessore al patrimonio del Comune di Venezia dal 2000 al 2005. Prima era stato presidente di Save Engineering, società di ingegneria dell'aeroporto Marco Polo di Venezia dal 97 al 2003. Sul futuro dell'aeroporto e sulle aree vicine all'attuale scalo era entrato in conflitto con Enrico Marchi, presidente della Save. Questo è il ritratto fatto dal Corriere del Veneto del sindaco di Venezia Orsoni, arrestato insieme ad altri esponenti politici, come abbiamo detto. Piccola pausa e poi ritorniamo sulle altre questioni di oggi.
I Didn't Know About You, Ella Fitzgerald con l'orchestra di Duke Ellington. Oggi è il 4 di giugno e il 4 di giugno è vietato in Cina ricordare ovviamente cosa successe il 4 di giugno del 1989, 25 anni fa. Piazza Tiananmen. Circolavano dall'altro ieri in Cina, ce l'ha raccontato Giampaolo Visetti, inviato per Repubblica, delle banconote che il governo della Repubblica Popolare Comunista Cinese ha considerato sovversive, perché sopra i tagli da 1 yuan capitava di trovare gli ideogrammi 4 giugno su un lato e Tiananmen su quello opposto, stampati con un timbro. La polizia ha dato la caccia ai soldi, le cassiere di banche e negozi hanno l'ordine tassativo di ritirare queste banconote. Il denaro sporcato perde il suo valore, dice ufficialmente il governo. Mesi fa era ancora peggio. Qualcuno scriveva sui pezzi da 100 i nomi di leader e funzionari del partito. Collegarli alla corruzione che devasta il potere di Pechino era lasciato alla sensibilità individuale. Gli yuan 4 giugno, per ricordare Tiananmen, spaventano ancora di più le autorità cinesi, concentrate a cancellare il 25° anniversario della strage che soffocò la domanda di libertà, giustizia e democrazia dei giovani cinesi. Se il dissenso arriva a stampare la vergogna della memoria negata sulla moneta, sul renminbi, significa che qualcuno non ha dimenticato e altri sono venuti a sapere. La macchina della repressione del Partito Comunista Cinese è scatenata non solo contro le monete, le cartamonete con scritto sopra l'ideogramma 4 giugno e Tiananmen, ma anche contro certe magliette e certe t-shirt nere, perché una simile maglietta la notte del massacro, fra il 3 e il 4 giugno dell'89, era indossata per caso dal giovane Wang Dan, uno dei capi degli universitari in rivolta. Un appello online alla verità su Tiananmen e a tornare in piazza, subito censurato, ha invitato tutti a esibire per oggi in Cina un capo nero per far sapere silenziosamente che dopo 25 anni la Cina e il mondo sono ancora in lutto. Dalle vetrine di Pechino gli indumenti neri sono scomparsi e la TV ha raccomandato di indossare abiti chiari contro il caldo. La maniacalità con cui Pechino reprime la minima allusione all'inconfessato segreto che delegittima il potere della seconda economia mondiale rivela la sorprendente fragilità che assedia i nuovi principi rossi, scriveva ieri su Repubblica Giampaolo Visetti. Per il regime, nella primavera dell'89, non accadde nulla di speciale. Figli e nipoti di studenti e operai uniti dalla speranza di cambiare il destino non possono leggere testi di storia stranieri. Genitori e nonni, spaventati dalla minaccia del carcere, non si permettono il lusso di ricordare Tiananmen. La surreale rimozione di Stato non basta a tranquillizzare un potere in ostaggio delle forze di sicurezza e milioni di cinesi non si capacitano di questa straordinaria mobilitazione per cancellare la memoria. Mentre le famiglie si riuniscono a festeggiare le barche drago, stazioni metropolitane e viali tradiscono un incomprensibile assedio. Ovunque camion dell'esercito, plotoni di soldati col mitra, barriere d'acciaio, agenti antisommossa, cancelli, posti di blocco, perquisizioni come in aeroporto e perfino elicotteri che sorvolano i luoghi considerati politicamente sensibili. Pendolari e turisti ignari del 4 giugno che impedì alla Cina di anticipare l'implosione dell'Unione Sovietica si ribellano per le code di ore a cui sono condannati per onorare da patrioti i monumenti sacri alla rivoluzione. Il governo ha riscoperto anche i delatori di quartiere. Soltanto a Pechino 100.000 anziani e 850.000 volontari col nastro rosso al braccio ricevono 2 yuan per ogni spiata e per il monitoraggio di palazzi e marciapiedi. Chi arriva a denunciare 3 stranezze al giorno a fine mese raddoppia gli incassi. La più dura repressione politica preventiva del 1989 quest'anno viene giustificata con l'incubo terrorismo. Una serie di attentati scuote da mesi la Cina e la propaganda li ascrive all'esplosione dell'estremismo islamico nello Xinjiang. La regione ribelle è isolata, ma risulta che centinaia di terroristi uiguri siano stati rastrellati. Nello stadio di Urumqi sono tornati di scena gli spaventosi processi pubblici
della rivoluzione culturale, con gli imputati condannati a morte davanti a migliaia di spettatori. L'offensiva antiterrorismo cerca di coprire il reale obiettivo del partito: gli ultimi dissidenti non in carcere, i sopravvissuti al 4 giugno, i loro parenti, i giornalisti indipendenti, i soli a poter testimoniare su fatti che oltre la Grande Muraglia tutto il mondo seguì in diretta televisiva. Oltre 60 attivisti sono stati arrestati, isolati o fatti sparire in questi ultimi giorni con la solita accusa di rissa e disturbo alla quiete pubblica. Avvocati per i diritti umani, madri di Tiananmen, ex studenti democratici, intellettuali liberali risultano tutti irraggiungibili. Fermati e rilasciati dopo alcune ore i reporter che cercavano di parlare con i pechinesi di passaggio. Tra i prelevati della vigilia anche un ex studente dell'89, oggi pittore, e l'assistente di un'agenzia giapponese che aveva chiesto un colloquio alla madre di un ventenne infilzato dalle baionette dei soldati. La violenza dell'intimidazione, raccontava ancora ieri su Repubblica Giampaolo Visetti, la violenza dell'intimidazione del governo cinese è così pervasiva che gli inquilini degli edifici lungo viale Fuxing Menwai, teatro di una delle carneficine più impressionanti di quell'89, 25 anni fa, hanno imparato a ripetere "non ricordo nulla di particolare" ogni volta che incontrano un estraneo. L'ultimo simbolo di Tiananmen, il premio Nobel per la pace, Liu Xiaobo, l'8 giugno potrebbe ottenere la libertà vigilata. Autore di Carta 08, ha scontato metà della pena, ma le autorità hanno comunicato che il diritto è vincolato al pentimento e alla confessione pubblica della colpa. Il dissidente senza nemici né odio, premio Nobel Liu Xiaobo per la pace appunto, sceglierà di restare in carcere, levando la maschera al presidente considerato riformista, capirai, Xi Jinping, oppresso dalla prospettiva di fare la fine di Gorbaciov. La nuova potenza del secolo, prigioniera della dittatura, sceglie repressione, silenzio e negazione della storia per illudersi di ignorare l'anniversario che corrode la sua influenza globale dall'interno. Migliaia di candele illumineranno invece questa notte la notte di Hong Kong. Nel Parco Vittoria, esuli e democratici le accenderanno per dire che la luce delle coscienze rimane accesa. Fra il 3 e il 4 giugno dell'89 a Pechino non è successo niente, come dicono le autorità, ma i fantasmi di quel vuoto tormentano una Cina senza verità. Chi oggi timbra Tiananmen sulla cartamoneta, sugli yuan, non ricorda la vittoria di Mao, ma la sconfitta dei suoi eredi. Rischia 10 anni di carcere e nessuno osa dire il perché. Così Giampaolo Visetti ieri su Repubblica da Pechino.
234. Firma. Bene, abbiamo ascoltato prima I'm Beginning to See the Light, sempre in compagnia di Ella Fitzgerald con l'orchestra di Duke Ellington. Sto cominciando a vedere la luce, magari. Intanto Renzi prepara la tassa di successione, perché questa questione è rimasta un pochino così come surrealmente appesa al cielo, ma si tratta di trovare soldi, e non pochi, perché il buco sarebbe di 9,3 miliardi di euro, secondo i conti dell'euroburocrazia. Euroburocrazia finché volete, ma poi alla fine, visto che tutti parlano di andare a sbattere i pugni sul tavolo in Europa e tutte queste fesserie, ma alla fin fine poi i soldi si devono trovare, perché finché comandano quelli là, i soldi li devi trovare. Renzi starebbe preparando, scrive Francesco De Dominicis oggi su Libero, la reintroduzione della tassa di successione sulle eredità, un'aliquota al 20%, cioè una bastonata tremenda, per incassare 40 miliardi di euro all'anno. Hai capito come ti invento un fiscal compact? Per rispettare il fiscal compact anno su anno, a partire dal 2016 la cifra sarà più o meno quella. La tassa sulle eredità con un'aliquota monster del 20% farebbe incassare 40 miliardi all'anno, ma attenzione, secondo Libero, poi bisognerà vedere se è così o no, il tutto sarebbe incorniciato in una cornice, giusto appunto, ancora più preoccupante, cioè quella della patrimoniale, un altro super prelievo sui patrimoni dei cittadini e delle cittadine italiani, che sono sostanzialmente casa e risparmi. Al momento non esiste una proposta scritta, scrive oggi Libero, per il cosiddetto articolato, cioè per stendere la legge nel dettaglio c'è ancora tempo, eppure al Ministero dell'Economia da alcune settimane i tecnici del ministro Padoan stanno mettendo a punto simulazioni sull'imposta applicata alle eredità e sulla mazzata tributaria ancora più ampia su tutti i patrimoni delle famiglie. Si parte dagli aspetti economici. Bisogna innanzitutto quantificare quanti soldi portare nelle casse dello Stato, dopodiché si penserà alla stesura materiale del provvedimento, che in questo caso sarebbe piuttosto snello, poche righe e soprattutto una aliquota. Andando con ordine, chi pensa a ripristinare la tassa di successione sulle eredità guarda a tutto il patrimonio poi degli italiani. In vista della patrimoniale, tra case e investimenti si tratta di una ricchezza stimata, calcolata in 9.430 e rotti miliardi di euro. Di cosa è composta questa ricchezza totale degli italiani? Delle cosiddette attività reali, cioè immobili, terreni, gioielli, che valgono 5.760 e rotti miliardi, mentre la liquidità, cioè i risparmi, i conti correnti, i depositi bancari, bond, fondi, azioni, corrispondono a 3.670 miliardi. Buona parte di questa ricchezza, circa 6.000 miliardi secondo alcune stime, è in mano a persone tra i 50 e gli 85 anni, il che vuol dire persone che verosimilmente passano a miglior vita nell'arco al massimo di 30 anni, con una aliquota al 20% sulle eredità, magari con una franchigia fino a 100.000 euro, lo Stato potrebbe incassare 1.200 miliardi in 30 anni, vale a dire 40 miliardi all'anno, cifra che scende a 20 miliardi all'anno se il livello, l'aliquota di prelievo venisse dimezzata. Ad aver dato un'accelerata a questo dossier sarebbe stata la bocciatura della Commissione europea, che lunedì ha chiesto a Renzi e a Padoan una serie di accorgimenti, di aggiustamenti sulla finanza statale. Palazzo Chigi ha smentito, ma da Bruxelles di fatto è arrivata la richiesta di una manovra correttiva da 9 miliardi di euro. La cifra non è molto distante da quella che il governo ha dovuto mettere insieme per assicurare a 10 milioni di persone il famoso bonus da 80 euro che per il 2014 pesa per 7 miliardi sui conti dello Stato, che avranno pure rifiatato un po' ieri per il dato di febbraio del fabbisogno in miglioramento, ma restano osservati speciali i conti pubblici dentro e fuori i confini nazionali. Ma non finisce qua. Fabbisogno a parte, le coperture per il bonus sono traballanti e il ricorso alla patrimoniale o in prima battuta alla sola tassa di successione sulle eredità servirebbe per mettere una pezza a un eventuale buco. Peraltro, ieri al Senato è stata approvata l'estensione dello sgravio IRPEF anche alle famiglie monoreddito con figli a carico. Si tratterebbe
secondo prime stime di circa 100.000 nuclei familiari. Il costo aggiuntivo dell'operazione sarebbe sui 70 milioni. Qualora servissero soldi, lo stesso decreto IRPEF all'esame del Senato prevede clausole di salvaguardia che consentono al Ministero del Tesoro di aumentare le accise su benzina, alcol e tabacchi. Da una tassa all'altra ormai è chiaro l'andazzo del governo, che si riprende con la mano sinistra quel che dà con la mano destra. Il discorso è complesso, scrive ancora Francesco De Dominicis su Libero, anche perché non è un mistero che Renzi non guardi di traverso a una patrimoniale a 360 gradi. Filippo Taddei, responsabile economico del Partito Democratico, non ha mai nascosto il suo gradimento per la stangata su case, conti correnti e risparmi. Le analisi di Taddei si starebbero concentrando più sulla finanza e meno sul mattone. Non a caso l'economista civatiano, portato da Renzi al vertice del PD, avrebbe avviato nelle ultime settimane una raffica di incontri nella sede del Partito Democratico al Nazareno a Roma con pezzi da 90 delle grandi banche d'affari. Perché? Perché saranno proprio le banche d'affari che gestiscono, sono le banche d'affari che gestiscono i patrimoni finanziari. Del resto, qualsiasi intervento fiscale sui risparmi e gli investimenti potrebbe avere effetti destabilizzanti sulla stabilità dell'industria finanziaria. La prudenza è d'obbligo. Se da un lato dunque il governo pensa a colpire le famiglie, dall'altro sta valutando agevolazioni per rafforzare il patrimonio delle imprese. Nella relazione annuale di Banca Italia è stato messo nero su bianco che alle aziende italiane manca capitale per 200 miliardi di euro, cifra che, ha detto il governatore di Banca Italia Visco, servirebbe a migliorare le condizioni di accesso al credito. Da qui l'ipotesi di sconti fiscali che spingano gli imprenditori a mettere quattrini nelle loro aziende, reperendo fondi sui mercati e aprendo la porta ad altri soci. Vedremo se queste questioni relative alla possibile reintroduzione di una tassa sulle successioni ereditarie e in vista di una patrimoniale più ampia sono fondate oppure no. A naso c'è aria di smentite, ma poi bisogna come sempre attendere la prova dei fatti. Un fatto è che all'Italia la famosa Europa, ha detto che mancano 9 miliardi e 300 milioni. Se ne occupa quest'oggi, su Italia Oggi, Massimo Tosti. I titoli dei giornali a volte aiutano a capire cosa accade e a filtrare le opinioni politiche su ciò che succede, sugli eventi. L'altro ieri la Commissione dell'Unione Europea e il Consiglio d'Europa hanno inviato a Palazzo Chigi 9 pagine intitolate Raccomandazione del Consiglio sul Programma Nazionale di Riforma, il famoso PNR 2014 dell'Italia. Il Corriere della Sera titolava L'Europa dà più tempo all'Italia ma servono sforzi aggiuntivi. Il Giornale ha sparato in prima pagina L'Europa sgonfia Renzi, più tasse. La prima sconfitta dell'invincibile Matteo bocciato in economia. Il Fatto Quotidiano ha commentato la Commissione Europea non vuole rovinare la festa a Renzi. Il ministro dell'economia Padoan si è affrettato a escludere che il governo rimetta le mani nelle tasche degli italiani per colmare il buco da 9 miliardi e 300 milioni denunciato dagli euroburocrati. Forse Padoan spera di vincere una somma così consistente al Super Enalotto, oppure ha un programma di visite nei santuari europei per invocare la grazia divina. Le diverse interpretazioni dei richiami che sono arrivati dall'Europa esprimono le vedute contrastanti dei governativi, degli antigovernativi, dei collaborazionisti, scrive Massimo Tosti su Italia Oggi. I fatti, separati dalle opinioni, si sosteneva un tempo, per descrivere il buon giornalismo da quello cattivo. I fatti sono fatti. La soluzione è cambiarli. E questo è il compito che attende Renzi nei prossimi mesi, con la complicità favorevole del semestre di turno di presidenza italiana dell'Unione Europea. Renzi, insomma, secondo il commentatore di Italia Oggi, deve impegnarsi a fondo, se vuole salvare l'Italia, per modificare le regole europee e non per contestare il cattivo voto degli inflessibili maestri europei. Renzi deve andare in Europa per sostenere che le materie d'esame sono sbagliate e pretendere che si introducano criteri di flessibilità per far tornare i conti. L'Europa tirerà un sospiro di sollievo perché la crisi e la depressione stanno distruggendo il vecchio continente e non solo l'Italia. Si vedrà, sta di fatto che i 9,3 miliardi o quel che sia sono da recuperare. Quanto alle 8 raccomandazioni europee inviate al governo italiano,
Scrive ancora su Italia Oggi Tino Oldani, assomigliano molto alla famosa lettera, la ricorderete, della Banca Centrale Europea pervenuta a Berlusconi nell'estate del 2011, quando furono convocate d'urgenza a Ferragosto, sotto Ferragosto, le commissioni bilancio e finanze di Camera e Senato da parte del ministro dell'economia, allora Tremonti. Lo ricorderete, ci fu una riunione che tra l'altro mandammo anche in onda in diretta, per l'evento eccezionale, cioè l'arrivo della lettera, la bacchettata, la lettera appunto della Banca Centrale Europea al governo Berlusconi. Queste 8 raccomandazioni dell'Europa arrivate ieri, secondo Oldani, sono molto simili a quella lettera là, speriamo che non lo sia la risposta. Il premier Renzi, scrive Tino Oldani su Italia Oggi, è un ragazzo sveglio, uno che impara in fretta, fa brillante sintesi di problemi complessi, ma per quanto sia veloce e dotato di una marcia in più, finora non è riuscito a nascondere il fatto che l'Europa è il punto debole della sua formazione culturale e politica. Una lacuna culturale perché nei suoi libri mostra di non saper granché dell'Unione Europea, alla quale ha dedicato poche righe di circostanza, ovvie, del tipo: se dobbiamo mettere a posto i conti pubblici non è perché ce lo chiede l'Europa ma per i nostri figli, è una delle frasi tipiche di Renzi. Ma soprattutto Renzi ha una lacuna politica in fatti europei. Nella sua fulminante carriera, che lo ha proiettato dalla provincia e dal comune direttamente a Palazzo Chigi, Renzi non si è mai dovuto misurare coi poteri di Bruxelles, probabilmente li ha sottovalutati, finché, divenuto premier, ha scoperto di non poter neppure nominare come ministro dell'economia un uomo fidato della sua cerchia e ha dovuto subire l'imposizione di Piercarlo Padoan, che non conosceva nemmeno, un tecnico ma gradito a Bruxelles per i suoi trascorsi di funzionario all'OCSE. Oggi Renzi e Padoan si mostrano in pubblico come pappa e ciccia, ma non è un segreto che già nel 2013 Padoan era il candidato all'economia di Pierluigi Bersani, se a quest'ultimo fosse riuscito di formare il governo. Padoan, peraltro uomo di D'Alema. Altrettanto certo è il fatto che a imporre la nomina di Padoan in questo governo sia stato il Presidente della Repubblica Napolitano, che aveva assaggiato il gradimento internazionale di Padoan presso il Fondo Monetario, la Banca Centrale Europea e l'Unione Europea, la famosa Troika. Insomma, ha detto sì, e Napolitano ha detto a Renzi di nominare Padoan. Una mossa a quanto pare azzeccata, scrive Oldani, se si considera la moratoria sui conti pubblici che il ministro dell'economia è riuscito ad ottenere da Bruxelles, cioè non ti taglio la testa subito ma mantengo la spada sopra il tuo collo, nonostante gli scostamenti dell'Italia dai parametri europei siano più d'1. Basta pensare al fatto che l'Italia ha chiesto il rinvio di un anno per il pareggio di bilancio dal 2015 al 2016 e che nel bilancio 2014 c'è un buco da 9 miliardi e 300 milioni da colmare entro l'anno, di cui più di 6 miliardi e mezzo causati dal famoso bonus degli 80 euro. Le cronache del backstage, dietro le quinte, dicono che la pagella europea in origine fosse molto più severa. La bozza, redatta dal direttore del dipartimento guidato dal commissario Olli Rehn, l'italiano Marco Buti, grazie naturalmente, un collaborazionista, non consentiva il rinvio di un anno del pareggio di bilancio e imponeva di fatto una manovra correttiva. Un insieme di motivi, cioè la pressione da parte di Padoan, l'impegno del governo alle riforme, la vittoria elettorale di Renzi, unico premier filo euro a essere premiato dagli elettori, tutto ciò ha suggerito alla Commissione europea di rinviare a novembre la pagella finale, evitando così per il momento all'Italia un'umiliazione pesante proprio alla vigilia del semestre di presidenza europea dell'Italia. Renzi non ha bisogno di consigli, scrive a questo punto su Italia Oggi Tino Oldani, ma nei suoi panni non sottovaluteremo le 8 raccomandazioni che l'Unione Europea ha rivolto al governo. Le raccomandazioni spaziano in tutti i campi, dai conti pubblici alle tasse, alla pubblica amministrazione, banche e lavoro, scuola, concorrenza e trasporti. Messe insieme costituiscono un programma di governo, vale a dire il programma che d'ora in poi il governo Renzi dovrà far proprio per restare nei parametri del Fiscal Compact, trattato che l'Italia non solo ha sottoscritto, ma ha introdotto in Costituzione. Il paragone non è esaltante, ma le 8 raccomandazioni di Olli Rehn ricordano la lettera inviata dalla Banca Centrale Europea al governo Berlusconi nell'agosto 2011. Come Renzi, dopo le europee,
anche l'allora Cavaliere si sentiva politicamente forte, aveva ottenuto nel 2008 una maggioranza schiacciante, quasi 100 deputati più dell'opposizione. Come Renzi, anche Berlusconi aveva un ministro dell'economia, Tremonti, stimato dalla Commissione dell'Unione Europea e dai colleghi ministri europei, più di quanto lo apprezzasse lui stesso, lo stesso Berlusconi, come ha dimostrato la ricostruzione fatta da Renato Brunetta sulle modalità con cui la lettera della Banca Centrale Europea arrivò a conoscenza del Premier. Certo, nessuno oggi riesce a immaginare un Premier che, come Berlusconi, tenga all'oscuro il suo ministro dell'economia, perché Brunetta lo ha raccontato, in sostanza ha detto che Tremonti di quella lettera non ne sapeva nulla fino all'ultimo, vai a vedere se è vero. Comunque, nessuno oggi riesce a immaginare un premier che tenga all'oscuro il suo ministro dell'economia sui contenuti di una lettera strategica come quella arrivata dalla Banca Centrale Europea. Fatto grave che contribuì anche all'insuccesso di quel governo. Ma se Renzi vuole evitare che il suo semestre di presidenza europea si trasformi in un calvario, oltre a tenersi buono Padoan, dovrebbe evitare di reagire come avrebbe fatto ieri, secondo alcuni, dicendo: a me va bene così, non ci hanno imposto la manovra, se anche lo avessero fatto non gli avrei dato retta, avrei risposto che non erano i nostri conti a dover essere corretti, ma che sono loro a dover cambiare. Fece più o meno così anche Berlusconi e finì molto male per lui e per l'Italia. Il nostro, conclude Tino Oldani, non è un invito a subire passivamente i diktat europei. Restare in Europa per cambiarla è uno slogan che Renzi ha fatto proprio dopo la vittoria elettorale, uno slogan condivisibile, ma ora il Premier deve passare dallo slogan ai contenuti, all'indicazione di una strategia credibile e sostenibile, possibilmente prima che inizi il semestre della presidenza italiana in Europa.
Che voce, ragazzi, Ella Fitzgerald insieme all'orchestra di Duke Ellington, Lost in Meditation, e perdendoci nella meditazione siamo arrivati alle 11:57. Facciamo giusto in tempo a dare conto, si fa per dire, del nuovo che avanza. All'Italia dopo il Colaninno riparte da Luca Cordero di Montezemolo. Oggi la notizia, ieri per la verità l'ha anticipata il quotidiano economico-finanziario Milano Finanza. In attesa del Consiglio di amministrazione di venerdì, il ministro Poletti ha stimato intanto in 2.500 i possibili esuberi. Per il presidente Lombardo Maroni anche 3 volte tanto, 7.500 persone. L'Unione Europea chiede che la maggioranza del vettore aereo all'Italia resti europea. Oggi il Consiglio di Intesa San Paolo potrebbe chiarire sul nodo dei debiti. Il presidente della Ferrari, invece Luca Cordero di Montezemolo, è in pole position per la guida della NewCo, si dice così, la nuova società fra l'Italia, Air France e Etihad, il vettore arabo. Insieme a Luca Cordero di Montezemolo anche come amministratore delegato Cassano, che non è il calciatore, ma è Silvano Cassano, il quale è stato a lungo in Benetton, cioè uno degli azionisti di Alitalia e di Aeroporti di Roma. È uno di coloro che, secondo il quotidiano Libero Mercato, la pagina economica di Libero di ieri, l'articolo di Giuliano Zulin, sarebbe uno dei beneficiari dell'operazione Alitalia, i Benetton. Etihad investirà 600 milioni di euro in Alitalia, entrando con un aumento di capitale riservato, di cui dettagli, il piano in sostanza dettagliato ancora non c'è. Dalle indiscrezioni però si può capire che, primo, Fiumicino, Roma, sarà l'hub di riferimento, l'aeroporto internazionale della nuova compagnia italo-araba. Gli esuberi saranno più di 2.600. Il governo dovrà studiare un piano che possa integrare l'aumento di passeggeri su Roma. Quest'ultimo punto, ha detto il ministro Lupi, dovrà portare a uno sforzo ulteriore sull'alta velocità ferroviaria, in modo che il Milano-Roma sia più veloce, frequente e scorrevole. Per quanto riguarda invece la questione degli esuberi, la battaglia è appena iniziata. Gli esuberi preventivati erano 3.000, forse più, adesso sembrano solo, si fa per dire, 2.600. Non è chiaro in che modo saranno aiutati, anzi è abbastanza chiaro, paga Pantalone. Si spera che non finisca come nel 2008 con 7 anni di cassa integrazione pagata dai contribuenti per gli espulsi dai Colanini, dai patrioti, da CAI all'Italia di Colaninno. Raffaele Bonanni ha aperto le trattative con linguaggio sindacalese e ha detto che l'accordo con la Compagnia degli Emirati Arabi apre una prospettiva importante per l'Italia sul piano intercontinentale. Se ci sarà questo nuovo piano di sviluppo non ci saranno esuberi, potranno essere riassorbiti via via tutti i lavoratori, ma dobbiamo venirci incontro, governo, compagnie e sindacati. Costruire un'azienda solida, salvaguardare l'indotto. Sbagliato parlare subito di esuberi, non bisogna fare terrorismo sui lavoratori, dice Bonanni. In sostanza siamo all'inizio della trattativa, che deve ancora entrare nel vivo sul fronte del debito. Le banche, Unicredit e Banca Intesa San Paolo in testa, vogliono rimetterci il meno possibile dalla conversione dei loro crediti in azioni di Alitalia. L'unica cosa certa è il nome del vincitore delle nozze italo-arabe, secondo Giuliano Zulini ieri su Libero. Chi vince è la famiglia Benetton. La famiglia Benetton ha fatto bingo su tutti i fronti. Da azionista con l'8% della compagnia potrà beneficiare di un eventuale ritorno alla redditività, ma soprattutto i Benetton passeranno all'incasso con Fiumicino, l'aeroporto di Roma, che è posseduto al 100% da Atlantia, cioè il colosso di terra, autostrade e di aria, Aeroporti di Roma, che è tutto nella pancia dei Benetton. Alitalia è il maggior carrier di Fiumicino, il maggior vettore, con un peso del 45% in termini di passeggeri nel 2013 e genera il 7% dei ricavi della Atlantia dei Benetton. Gli analisti di Kepler Chevreux hanno alzato il prezzo di Atlantia portandolo a 21 euro per azione. Anche Equita, altro fondo, ha ribadito la raccomandazione di comprare su Atlantia con un prezzo obiettivo a 21,5 euro. Il piano di Etihad prevede il rilancio di Alitalia aumentando i voli internazionali con base su Roma e i Benetton sono i proprietari di Aeroporti di Roma, oltre che di autostrade che sono in pancia della società Atlantia dei Benetton medesimi. Evidentemente dunque il rilancio su Roma degli arabi favorisce
i Benetton. E non finisce qui. La settimana scorsa la società di analisi finanziaria Kepler Cheuvreux, in un'altra analisi, aveva scritto che l'operazione Alitalia Etihad potrebbe fungere per gli arabi da trampolino per entrare come socio di Benetton in aeroporti di Roma. La società che gestisce gli aeroporti della capitale italiana dovrà fare investimenti per 3 miliardi entro il 2021. I soldi di Abu Dhabi saranno una manna per Benetton, che nel frattempo ci guadagnerà anche dalla vendita di un pezzo della sua azienda agricola, Maccarese SPA, ereditata dall'IRI, anzi comprata dall'IRI per 2 soldi, per ampliare l'aeroporto di Fiumicino. Ieri Atlantia ha perso lo 0,6%, 2 anni fa comunque il titolo era a 9,4 euro contro i 20 e 25 di ieri. Insomma, i Benetton ci hanno guadagnato e ci guadagneranno. Dovremmo parlare anche di De Benedetti, che fa pagare la sua Sorgenia alle banche, ma sono le 12 abbondanti, noi ci salutiamo qui. C'è un curioso caso di cronaca, adesso non so se a Varese ci sentono, in questo momento credo di no. Comunque 3 donne sono sparite in 5 giorni ed è un giallo che spaventa Varese, ne racconta oggi Il Giornale. Una di loro è minorenne, apparentemente non c'è legame fra questi 3 casi, ma gli investigatori non stanno tralasciando alcuna pista, come si suol dire. Le 3 donne sono scomparse tra il 20 e il 25 maggio e vivevano a poca distanza l'una dall'altra. La prima, Isabel Gianoncelli, ha 17 anni, vive con la famiglia a Cocchio Trevisago, sopra il lago di Varese. La seconda, Orsola Paganini, 56 anni, di Marnate, sposata, è scomparsa il 25 maggio andando a votare. E poi c'è Luciana Vismara, disoccupata, ex operaia di 44 anni di Ferno, soffriva di depressione, non era sposata, è scomparsa anche lei. 3 donne sparite in 5 giorni e il giallo spaventa Varese. Con ciò noi ci salutiamo, buon pomeriggio a tutti. Paolo, ho trovato l'asilo che cercavo, una bella sede col giardino. Il personale mi dà fiducia.